Oggi abbiamo firmato un accordo di straordinaria importanza per il futuro della pesca nel delta del Po, Porto Tolle e le lagune di Scardovari in particolar modo, che dà la possibilità di avere una certezza giuridica ai nostri pescatori che lavorano in un'area dove insistono i diritti esclusivi di pesca e il sistema delle concessioni di pesca date dalla Carta Ittica regionale. Questo dà la possibilità di programmare il lavoro per il futuro, di avere appunto una solidità giuridica nel momento in cui vengono assegnate le concessioni di pesca e di far sì che vi sia sempre quel legame profondo tra i lavoratori del territorio e appunto la gestione di queste lagune. Ci dà la possibilità poi anche di affrontare con maggiore forza la straordinaria emergenza che viviamo oggi del granchio blu e di poter fare degli investimenti per il futuro. Direi che è stato frutto di un lavoro fatto a quattro mani tra la provincia e la regione e che deve vedere appunto nella possibilità di dare garanzie giuridiche ai nostri pescatori. A Novità Dolce e Salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussola al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità Dolce e Salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.